Oh, mamma io, e che partita che sono stato oggi, ma faccio perso pure contro quello che hanno fatto. Prima 3-2 dell'Atalanta, poi il 3-3 della Lazio, ma non mi sei, ma io. Allora, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo Aspetta, mercato. Batman, napoletano, come state? Va giù, spero tutto bene. Allora, scusate se questo video uscirà per ritardo, ma sono le 11 precise nel momento in cui lo sto registrando, probabilmente lo pubblicherò alle 11 e un quarto, massimo 11:20. Perché mo sono tornato a casa sinceramente, che stavo a mangiare fuori da una parte e quindi mentre mi vedevo la partita mangiavo, parlavo, scrivevano dopo, quindi sono stato un po' impegnato stasera. Vabbè, allora io direi di iniziare a parlare della partita della Lazio Udinese, finita 3-3, gol di come si chiama? Maldini sul finale, all'ultimo soffio di Maldini al 95esimo, perché fino in quel momento stava vincendo l'Udinese con Atta che ha segnato sempre nei minuti di recupero del secondo tempo, al 93esimo, però poi Atalanta si è dimostrato in grado di non quando ha subito l'1-0, sia quando ha subito l'1-0 che il 3-2, sia quando quel spezzone di partita ha, ha, come si dice, ha trovato il pareggio l'Udinese, è stata in grado di cercare di trovare una vittoria, però la vittoria non è arrivata, però bisogna fare i meriti a questa Lazio, perché ha tenuto testa un Udinese che poteva vincerla sì e no 2-0, 2-3-0 e questo. Poi ovviamente vai giù la Lazio tramite biglietti. Scusate un attimo, voglio un mangio sul naso perché sto può fare un starnuto esagerato, scusate. Ok, oggi fatto. Comunque, ovviamente stavo dicendo, la Lazio non sta trovando più tanti soldi ehm, per i ricavi dei biglietti, non sta trovando così tanti soldi per i biglietti che una squadra perlomeno deve vendere mo vi dico una somma in percentuale non che può essere vera ma anche non vera. Per me una squadra deve vendere minimo l'80-85% dei biglietti per me, per generare un introito giusto, ma anche il 70%, 70-75%. Però deve vendere attraverso i biglietti perché la maggior parte delle vendite, dei ricavi, dei soldi che arrivano sono appunto ricavati dai biglietti che tu vai a vendere ai tuoi tifosi per andare al tuo stadio. Secondo me la Lazio per riacquistare la fiducia di tutti i tifosi e farli andare di nuovo allo stadio deve ehm, vincere. Mo deve fare una sigla di vittorie esagerata e poi per me deve dall'anno prossimo deve fare una rivoluzione assurda. Poi Cagliari-Atalanta finita per 3-2 del Cagliari, 3-2 per il Cagliari, il gol del 3-1, 3-2, 3-2 lo garantisce Borrelli se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, però abbiamo visto un Atalanta che come la Lazio ha detto no, io non posso fare sta figura, cioè sto facendo proprio una brutta figura. Contro un Cagliari sì che sta in queste partite, in queste ultime di campionato sta dimostrando di essere una grande squadra. Vabbè,
grande squadra proprio no, però sta dimostrando che qualcosa lo può fare pure lei. E, però i risultati non possono vedersi solo in alcune partite, ma bisogna ovviamente vederli nella maggior parte delle partite, magari una partita che sulla carta te la danno per persa e magari tu ottieni il pareggio, ottieni una vittoria, come hai fatto oggi contro un Atalanta che sulla carta tu dovevi perdere, al massimo pareggiare e l'hai vinta per 3-2. Poi Scamacca, mamma mia, Scamacca che stanno come è forte, appena rientrato dall'infortunio sta facendo una frangata di gol, mamma mia come è forte Scamacca. Poi una piccola news riguardante l'Atalanta sul calciomercato è che Palladino probabilmente non dovrebbe rinnovare se in queste ultime partite dalla 35esima alla 38esima non dovrebbe portare a casa i risultati sperati e non dovrebbe rinnovare. Ok, ha risollevato l'Atalanta in questa dopo Juric, però per l'Atalanta e per me sta facendo, se così se si concretizza, sta facendo una grande fesseria. Quindi se questo video lo vede qualcuno che sta nella dirigenza dell'Atalanta, non ho rivincolato, perché Palladino è in grado di, se chiamato in causa dalla prima giornata del calciomercato estivo, che può fare un grande campionato, quindi non l'ho rivincolato. Ciao Aiu, io vi ricordo di lasciare like, questo bellissimo video è finito, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e fatemi sapere di queste due partite giocate lunedì 27 aprile come vi sono sembrate. Ciao Aiu.